Udine Sicura, soprattutto in certi territori del nostro comune, verifica maggiori criticità. E io penso che siamo in via Aquileia e proprio la via Aquileia sia nell'occhio del ciclone, perdonami il termine. Ti ringrazio. Io volevo solo dire che via Aquileia è una grande via, è una via amata dalle persone che ci abitano, che in qualche modo ci lavorano, ed è una via che non ha particolari problemi. Il vero problema è derivato dal fatto che via Aquileia è fatta da anche persone che lavorano nella parte legata alla parte finale di via Aquileia, per cui tutta la parte davanti a Luciano, e delle persone che in qualche modo ci indicano delle difficoltà nelle vie periferiche, via Ungheria, via della Rosta e anche altre vie. Allora, noi in qualche modo stiamo cercando di fare delle attività che segnalino, facciano delle attività che riescano a sollecitare la pubblica amministrazione, le persone che in qualche modo possono intervenire su delle questioni che sono di sicurezza pubblica, che in qualche modo ci possono dare una mano, perché i singoli imprenditori, le persone che sono qui, sono veramente in grossa difficoltà. Perché? Perché da soli non riescono in qualche modo a intervenire su queste cose. Va detto anche una cosa, scusami se ti interrompo, sottolineala tu eventualmente o il dottor Malignani, non c'è in questa associazione alcun atteggiamento razzistico o discriminatorio. Questo va detto perché non è intento di questa associazione segnalare, se non vigilare e chiedere attenzione. Posso dire poi una cosa, certo. Uno straniero, extracomunitario, scusate, chiamiamolo come vogliamo, che viene qui, apre un'attività, apre un negozio, una piccola attività imprenditoriale, la prima cosa che vuole stare tranquillo e vuole farla andare bene, certamente non vuole problemi, e quando l'ha avviata, questo è il passo decisivo verso l'integrazione, perché nessuno si sognerà di rompergli le scatole, voglio dire, in nessun modo. Ormai c'è, lavora, fa un favore al quartiere con il lavoro che fa ed è integrato, ed è a posto. E così anche quelli che non hanno attività imprenditoriali ma che lavorano e che hanno un lavoro. Questo è fondamentale. Quindi no al razzismo, assolutamente, non c'entra niente. Nessun razzismo, posso anche confermarlo. E noi abbiamo all'interno di questo comitato alcune persone che vogliono in qualche modo rappresentare una questione di sicurezza, e se posso permettermi, via della Rosta rispetto via Aquileia forse anche più attenta a queste situazioni, e se posso permettermi, attualmente abbiamo delle persone di via della Rosta che non sono italiani, che hanno aperto un'attività di panificio, nei quali lavorano con intensa serietà e per i quali hanno dato una sensazione veramente di sicurezza per questa via della Rosta, nella quale di recente hanno coltellato una persona, però loro in qualche modo si sono dati da fare, e persone che in qualche modo riescono a essere veramente positive, lavoratrici, che si danno da fare in questa attività, stanno riuscendo nel dare una integrarsi nella città. Si sono assolutamente integrate. Allora, perché non provare questa integrazione anche con altre etnie? Allora, noi faremo una grossa azione, secondo me, in questo senso, parlando con le persone. Se qualcuno ha delle questioni da porre, saremo disponibili in qualche modo a ragionarci, e saremo molto disponibili in questo senso. Benissimo, e allora buon lavoro e buona serata a tutti. Grazie. Grazie.